l'anticiclone delle Azzorre latita sull'Atlantico, lascia campo libero, addirittura strada spianata e sistemi perturbati che scorrono regolarmente dall'Atlantico su di noi, quindi si preannuncia un fine settimana ancora all'insegna del tempo instabile, più tipico purtroppo, come spesso accade in quest'ultimo periodo, di marzo e non di quasi estate ormai. Quindi abbiamo per domani una nuvolosità irregolare inizialmente, poi un aumento della copertura, si avvicina al sistema perturbato, quindi in serata possibilità di qualche precipitazione sparsa. La situazione peggiora ulteriormente per domenica, con cielo generalmente coperto e precipitazioni anche a carattere temporalesca, addirittura nevose ma sulle cime più alte. Con questa situazione, è una situazione questa di stabilità che durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, quindi non ci sono buone notizie da questo punto di vista. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli con rinforzi durante le precipitazioni dai quadranti settentrionali, anche se normalmente tendono a provenire da ovest. Per quanto riguarda temperature ancora per domani minime 12-13 gradi, massime 20 gradi. Per domenica un brusco calo, quindi minime rimangono più o meno le stesse, le massime scendono anche a 13, 14, 15 gradi e rimarranno al di sotto della media anche nella prossima settimana. L'Alto Adriatico tende al mosso. È tutto.